L'Archivio Valente del Favero di Sora ha ospitato domenica 27 aprile la cerimonia di premiazione della sesta edizione dell'Encomio Nazionale Arte e Solidarietà curato dall'Accademia del Leone. L'encomio è stato istituito per dare un riconoscimento a persone che si sono distinte per talento e impegno nelle arti e nelle professioni. A premiare insieme al fondatore e presidente dell'Accademia Antonio Mantova, l'assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Sora Maria Paola Gemmiti e il presidente dell'Università Popolare di Sora, il professor Gabriele De Ritis. È un riconoscimento scevro da ogni condizionamento. Noi valutiamo, noi decidiamo senza nessun tipo di pressione. È una cosa che la facciamo con passione e ci dà felicità. Si dice che la felicità sono i soldi o il divertimento, non è vero. La felicità sono queste dimostrazioni, queste manifestazioni in cui accorrono tanta gente perché ci credono. Pensate, oggi abbiamo una premiata che è venuta apposta da Milano, pensate un po', e questo quindi mi rende veramente felice. Purtroppo l'età c'è, speriamo di trovare chi prosegue in questo cammino e mi auguro con tutto il cuore che venga apprezzato, però dalla frequentazione che c'è quando faccio queste manifestazioni pare che la cosa è gradita. Ringrazio tanto l'Associazione del Leone e anche il professore Antonio Mantova perché ogni anno rinnova il premio delle persone speciali in gran parte della nostra città, persone che conosciamo tutti di grande veramente talento e, abbiamo visto musicisti, artisti, autori di testi molto importanti e storici per la nostra città, veramente persone che dal punto di vista culturale hanno saputo dare tanto ed è bella questa ricerca delle persone che maggiormente hanno valore in questa città, che magari sfuggono, non ci vengono in mente, invece questa città è veramente piena di persone di grande talento e di grande valore. Credo sia proprio questo lo spirito che Antonio utilizza nella ricerca di queste persone. È particolarmente interessante il premio Schwarz, il premio sociale, il premio per le persone che si impegnano dal punto di vista sociale della città. Sono state premiate delle associazioni forti, importanti, che lavorano in modo veramente importante per la nostra città, per renderla speciale per noi cittadini e anche per tutte le persone che vengono da fuori. Quindi veramente un grazie all'associazione. 2 le sezioni del premio, Perseo e Schweitzer, che riconoscono meriti in ambito artistico-letterario e nell'impegno sociale e nella solidarietà. Per l'edizione 2025 sono stati encomiati la pittrice Valeria Molon, Mauro Pisani per la promozione turistica, la pittrice Rita Pucello, Michele Ferri per la letteratura storica, Attilio Facchini per la letteratura, la modellista Emilia Carbonaro, il musicista Mario Mancini, Fabio Landolfi per la promozione dell'arte, il musicista Fabio Gemmiti, Antonio Abbate per la promozione sociale, la levatrice di felini rari Romina Cocchi, Filomena Cianfarani e Maria Luisa Tuzzi per l'impegno nel settore radio-televisivo con la ITR e Radio Dolce Musica e il Comitato Sora Antica per la promozione socioculturale. La cerimonia è stata impreziosita dalla presentazione del libro Come un dente di leone di Attilio Facchini e da un intermezzo musicale a cura dei maestri Mario Mancini al flauto e Fabio Gemmiti alla fisarmonica. Sentimento unanime dei premiati, il ringraziamento ad Antonio Mantova e all'Accademia del Leone per l'impegno quotidiano che da decenni dedica alla divulgazione e conoscenza sul territorio, soprattutto verso le nuove generazioni, dei sorani, l'architetto e scenografo Antonio Valente e del maestro del cinema Vittorio De Sica. Io sono appassionato di questi 2 personaggi perché sono 2 giganti, ognuno nel suo campo, però purtroppo ho dovuto faticare tanto. Sono riuscito a realizzare l'Archivio Valente con tanti sacrifici e adesso la Galleria De Sica, anche quella con grandi sacrifici, perché io grandi contributi non ne ho, non me li danno, ma non mi importa, lo faccio con passione, con piacere. Io quando sto qua dentro, certe volte vengo da solo, sono felice.